Negozi chiusi, scuole e attività ferme. Un minuto di silenzio a mezzogiorno. Tutti ad Anguillara si sono fermati almeno per un pensiero, una preghiera, se non un gesto per i paesani Valerio Buoso e Domenico Zorzino. Un evento incredibile quello della loro morte, così come quello dei due funerali nello stesso giorno, nella stessa chiesa. E mentre dalla chiesa di Anguillara poco prima di mezzogiorno usciva il feretro del pensionato Buoso a fine funerale, negli stessi minuti dall'ospedale di Schiavonia, dopo una preghiera guidata dal cappellano della polizia Don Ulisse Zaggia, si è mosso il corteo ufficiale della Polizia di Stato a scortare il carro funebre del collega coordinatore Domenico Zorzino. A pochi chilometri nella palestra di Anguillara era pronta la camera ardente. Ad attendere la salma dell'eroico poliziotto e i suoi familiari, il sindaco Alessandra Buoso e tanta gente. Qui la bara è stata ricoperta dalla bandiera italiana. Sopra una fotoritratto di Domenico Zorzino. A fianco, su uno sgabello, lo stemma della divisa e il cappello d'ordinanza. Tanti omaggi continui da parte dei paesani in lacrime e anche dei colleghi che si sono alternati nel dare l'ultimo saluto per non lasciare mai soli i familiari di Zorzino.